Benvenuti cari amici, ospite oggi degli studi di Veneto Agricoltura Channel è Carlo Perini, il presidente del CSQA. Cos'è il CSQA? È molto importante, ce lo spiega il presidente, prego. Grazie e soprattutto grazie per questo invito. È sempre un piacere parlare di CSQA. CSQA è una bellissima realtà, un'eccellenza veneta. Siamo a Thiene, in provincia di Vicenza. È una società che si occupa di certificazioni di prodotto, di sistema, di qualità. È una società che per prima, ancora 30 anni fa, ecco, proprio nel 2020 abbiamo festeggiato i 30 anni, poi a dire il vero, insomma, di feste ne abbiamo fatte gran poche, ma insomma diciamo che è stato il nostro compleanno di 30 anni. 30 anni fa parlare di sistemi di qualità, parlare di qualità nell'agroalimentare era sicuramente un qualcosa di avveniristico, perché immaginate 30 anni fa solo l'industria pesante, voglio dire, insomma, avevano chiuso tutte le centrali nucleari, insomma, da Chernobyl in poi, quindi c'era tutta questa grande pletora di ingegneri tecnici che erano abituati a parlare di qualità solo in un certo ambiente, e i soci fondatori 30 anni fa, alcuni dirigenti tra l'altro di Veneto Agricoltura, quando ancora non era Veneto Agricoltura, ebbero questa intuizione, cominciare a parlare di sistemi di qualità nell'agroalimentare. Ecco, questo è fondamentale. Allora, piccola storia, l'Istituto Latero-Caseario di Thiene ha quasi 100 anni, forse poco meno. 30 anni fa ci fu questa grande intuizione e di appunto intervenire nel settore agroalimentare con una certificazione. Del resto noi tutti chiediamo sempre: ma questa cosa è certificata? Chi me la certifica? Chi me la garantisce? Ecco, allora entrò il CSQA con questa grande struttura, allora piccola, adesso importante, per appunto dare questo servizio. Quante sedi avete, per esempio? Oggi, a distanza di 30 anni, quindi come dicevi prima, effettivamente i primi anni di CSQA fu quasi un seminare cultura e innovazione su questi processi qualitativi in ambito agroalimentare. Oggi abbiamo 13 sedi in Italia, quindi Thiene è sicuramente il quartier generale, poi abbiamo Roma, Bari, abbiamo Milano, Trento, insomma abbiamo 13 sedi in Italia, 2 sedi all'estero, una in Polonia, dove siamo leader tra l'altro nel mercato delle certificazioni, e a supporto anche delle aziende italiane che vogliono esportare, che hanno bisogno di affrontare il mercato americano con le certificazioni doverose, eccetera. Abbiamo una sede a New York. Siamo 213 dipendenti, quindi una gran bella famiglia, 480 auditor, 480 ispettori che si recano nelle aziende e fanno tutto il servizio, insomma, di auditor, che poi insomma quindi di verifica, no? Di verifica, esatto, e poi da lì chiaramente vengono fuori tutti i documenti per poi preparare il discorso della certificazione. Perché una cosa forse che è importante dire è che voi siete un cosiddetto ente terzo. Assolutamente. Cioè, nel senso che voi siete liberi, anche se siete pagati ovviamente per questo lavoro, cioè io, società X, potrei anche citare delle società molto importanti, per esempio mi viene in mente la Plasma, ma so che ne avete tantissime, certo. Ecco, io se devo chiedere e devo certificare questo prodotto, quindi mi rivolgo a CSQA e CSQA con libertà fa questa verifica. Infatti uno dei presupposti principali per essere accreditati da Accredia, che è l'ente italiano che accredita gli enti di certificazione, è proprio la terzietà e l'imparzialità. Cosa vuol dire? Che, come giustamente diceva Mimmo, praticamente non siamo soggetti, diciamo, insomma, al controllo da parte di alcuno. Noi siamo terzi, in particolare poi, insomma, che a nostra volta poi noi siamo della Regione Veneto, è un'ulteriore garanzia chiaramente di qualità e di imparzialità e di terzietà, e questo ci permette di essere chiaramente precisi nei nostri controlli.
Ecco, Carlo Perini l'ha detto, scusa se intervengo assolutamente, così. No, Allora, perché sono un ente privato, certamente, però voglio dire il socio di maggioranza è Veneto Agricoltura e quindi Regione Veneto, Veneto Agricoltura e CS qua. Questo è molto importante perché vuol dire che c'è anche il pubblico in qualche maniera, quindi siete ancora più liberi, siete ancora più credibili. Ecco, che cosa vuol dire oggi certificare? Cioè quanto è importante certificare oggi? Ma intanto ecco, potremmo parlarne chiaramente per ore, no? Adesso cerchiamo in pochi minuti di spiegare un po' tutto. Ci sono due tipi di certificazioni, c'è la certificazione di prodotto, quindi certifichiamo il disciplinare, cioè certifichiamo che quel prodotto, quindi noi non siamo in AS chiaramente, noi certifichiamo il prodotto che corrisponda a un disciplinare voluto e pensato da chi ha creato il prodotto, e quindi queste sono tutte le DOP, le IGP, quindi potrei citare l'Asiago, il prosciutto di Parma, l'aceto balsamico di Modena, tutte queste eccellenze del Made in Italy. Pensate che il 70% dei prodotti italiani sono certificati da noi, quindi abbiamo 67 DOP su credo forse un'ottantina. Poi c'è tutta la parte invece delle certificazioni volontarie, quindi quelle di prima erano regolamentate, queste sono invece volontarie, sono le ISO, dalla ISO 9001 alla certificazione sui sistemi ambienti, tutte le certificazioni in ambito ICT, la certificazione di processi di qualità, quindi di sistema e di processi di qualità. Presidente Perini, sfortunatamente qua corre il tempo, allora, però l'ho detto che ci vorrebbero 2 giorni. C'era un'ultima cosa però volevo dire, voi siete entrati anche nel settore biologico, il settore biologico deve essere certificato per legge, certo. Quindi non è volontaria la certificazione. Regolamentati. Sì. Ecco, e quindi Noi abbiamo questa certificazione, cioè offriamo questo servizio di certificazione biologico e da ormai 3 anni, tra l'altro abbiamo anche tutte le certificazioni valide anche per l'estero, proprio per certificare poi il percorso di biologico praticamente anche sul discorso estero, e cerchiamo di farlo nel nostro stile. Ecco, purtroppo il biologico non sempre viene fatto in maniera puntuale e precisa, noi cerchiamo invece anche lì di portare il nostro stile aziendale e quindi cerchiamo insomma di fare le cose in un certo modo. E proprio per chiudere, le frontiere della certificazione? Adesso le nuove grandi scommesse sono sicuramente la sostenibilità, questo è ormai i nuovi paradigmi che da tempo, insomma, dall'agenda 2030 dell'ONU a tutti questi nuovi pensieri, fortunatamente, insomma, sulla sostenibilità non solo ambientale ma anche chiaramente sociale, economica, eccetera, legate poi a tutto il mondo, voglio dire, tutta l'innovazione digitale, quindi pensiamo alla blockchain, sulla quale abbiamo progetti che stiamo portando avanti da tempo. Ancora una volta CSQA è sempre stata innovatrice prima anche di molti altri. Allora, grazie a Carlo Perini, presidente del CSQA, questa grossa realtà, importante realtà veneta che però, come vedete, si espande in tutta Italia e in tutto il mondo. E allora da Veneto Agricoltura Channel e da Mimo Vita l'appuntamento è alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie.